Che bellezza, guardate, queste veramente sono cose che non si devono assolutamente perdere. Siamo a Breganze, in provincia di Vicenza. Questa che vedete è la Roggia Breganze, e qui è stato recuperato veramente un pezzo di storia importante. Vi parleremo di questo, poi resteremo tutto qua intorno nella montagna vicentina, e poi come sempre problemi dei consumatori e anche dei parchi. Sigla per questa bellissima puntata. E qui sembra di entrare proprio nella fucina del dio Vulcano, perché ci sono tutti gli argani, i movimenti. Del resto tutto questo è in forza dell'acqua. Qua lì l'acqua la fa da padrona, e grazie all'acqua si muovono tutti questi meccanismi. Sì, veniva mossa dall'acqua con le ruote idrauliche. Una è qua dentro, che è spettacolare, che si vede, e due sono esterne. E questo ha 500 anni di storia, e così è andata avanti l'officina fino all'ultimo fabbro. Ecco, che era suo padre, vero Bruno Tamiello? Cosa si faceva qua dentro? Si facevano tutti oggetti per l'agricoltura, quindi dalle zappe, i badili, le forche, i forconi, i falcetti, tutto quello che serviva al mondo agricolo prima dell'avvento delle macchine, dei motori e delle tecnologie moderne. Qua per fortuna adesso tutto funziona, grazie ovviamente all'associazione, grazie anche però a un finanziamento che è passato attraverso le risorse del programma di sviluppo rurale, attraverso il programma LEADER, il terzo pilastro, e quindi attraverso il GAL Montagna Vicentina in questo caso, con un progetto, vero architetto? Un progetto che ha riguardato, i lavori sono stati realizzati all'interno dell'antica officina, per cui un locale relativamente grande. I lavori hanno riguardato soprattutto le travi, le travature lignee con le mensole, le sottomurazioni. E quindi adesso è tutto sicuro. Complimenti, grazie. Peraltro tutto visitabile. A proposito del fatto che sia tutto visitabile in questo complesso che ha 500 anni di storia, c'è anche un piccolo museo, vero qua? Sì, c'è un piccolo museo che il Presidente ha realizzato, che vuole anche potenziare, speriamo di trovare i finanziamenti. Speriamo che magari il GAL che è qua vi darà una mano. Complimenti e grazie allora a Bruno Tamiello e anche ai nostri ospiti. Adesso ci fermiamo, poi andiamo a Marostica, ma nel frattempo problemi dei consumatori. 9 milioni di euro in più per garantire l'indennità agli agricoltori delle zone montane e la modifica finanziaria al programma di sviluppo rurale 2007-2013 che la Regione ha illustrato alla Commissione europea e al partenariato regionale in sede di Comitato di Sorveglianza. Si conferma largamente sopra la media nazionale la spesa del PSR Veneto. A fine ottobre le risorse liquidate erano pari all'82,6% rispetto a quelle programmate. I dati completi sul sito www.reterurale.it. Il 10 dicembre si terrà a Bruxelles l'incontro bilaterale tra Commissione europea e Regione Veneto sulla proposta di programma di sviluppo rurale 2014-2020, un passaggio fondamentale del negoziato verso l'approvazione del nuovo PSR. Eccomi qui, Mimmo, un saluto agli amici e alle amiche che ci seguono da casa. Siamo arrivati all'appuntamento con il consumatore, li tuteliamo anche oggi, insegniamo loro come fare, grazie alla presenza di Elena Bertorelli. Ciao Elena, ben ritrovata. Ciao Claudio, ben ritrovato. Vi ricordo che rappresenta l'associazione Consumatori Casa del Consumatore. Quando ci vediamo purtroppo dobbiamo sempre premere dei tasti dolenti. Oggi parliamo di usura bancaria, sì, con tassi un po' pesanti, tassi importanti, sì. Mi viene da dire, aia. Sì, è vero Claudio, però grazie alla recente normativa antiusura che ha fissato in maniera cristallina e matematica il tasso usurario, si riesce a interloquire con le banche per cercare di convincerle di addivenire a dei tassi inferiori.
È fondamentale effettuare un controllo preliminare di qualsiasi tipo di finanziamento, non solo dei mutui, ma anche di cessioni del quinto, conti correnti, fidi, leasing strumentali, leasing immobiliari. Mi verrebbe da chiederti quali sono i pericoli in cui cade un consumatore. Io profano decido di accedere ad un mutuo, non riesco a districarmi, mi convincono, firmo e poi qualcuno mi dice guarda che però qualcosa non è andato per il verso giusto. Che cosa posso fare a quel punto? Spesso i tassi indicati dalla banca non sono esattamente i tassi che vengono effettivamente applicati al mutuo in oggetto, perché in base alla nuova normativa il tasso che viene applicato va valutato sulla base di varie componenti. Entrano anche le spese, entrano le commissioni, le spese di incassorata, le spese istruttorie, le assicurazioni obbligatorie. Quindi naturalmente la rata di mutuo che si andrà a pagare può risultare estremamente gonfiata. Quanto mi costa rivolgermi a voi? Rivolgerti a noi, una buonissima notizia, è assolutamente gratuito, ossia il controllo preliminare sui mutui, che è il primo passo da fare per valutare se il nostro diritto è vessato o meno, è totalmente gratuito, viene effettuato dai nostri studi professionali in maniera totalmente gratuita. E poi uno decide che strada vuole intraprendere. Esatto. Grazie Elena. Grazie Claudio. Speriamo di avervi date buone notizie. Adesso io passo la linea a Mimmo Vita e quando ci ritroveremo, udite udite, vi porto a Recoaro Terme. Marsan di Marostica, dove ci siamo trasferiti, grazie, è ovviamente vicino a Marostica, quindi siamo nelle colline vicentine. Marostica è famosa per le ciliegie, Marostica è famosa per tante cose, ma tutto ci racconta adesso Maurizio Radin, che come vedete tra le altre cose ha questa bella azienda biologica, anche agrituristica, dove fa attività sociale. Sì, diciamo che stiamo sfruttando al massimo quello che era il concetto della multifunzionalità, quindi passiamo da quello che è il classico delle produzioni agricole, in questo caso orticoltura, olivicoltura, coltivazione del vigneto per l'uva da vino, con le attività annesse come quella in questo caso della fattoria sociale o della fattoria didattica, con una serie di percorsi didattici rivolti soprattutto alle scuole, insomma. Tommaso Simeonato, che è il presidente della cooperativa sociale che collabora con l'azienda di Radin. Sì, la nostra idea vincente è stata quella di unire, diciamo, le potenzialità delle aziende agricole di Maurizio con le competenze degli educatori della nostra cooperativa sociale. Da qui è nato il mix che ci ha permesso di costruire una vera e propria fattoria sociale, per quanto ad oggi ancora non sia regolamentata del tutto. Comunque le nostre attività rientrano nell'ambito dell'agricoltura sociale. Allora voi avete ricevuto dei finanziamenti dal programma di sviluppo rurale attraverso il GAL, quindi per quanto riguarda l'asse leader, per un po' attrezzare questa azienda. Sì, diciamo che siamo stati anche fortunati e privilegiati, nel senso che il nostro partire ed evolverci come fattoria sociale è caduta giusta in piena apertura dei bandi del piano di sviluppo rurale del GAL della montagna qua di Asiago, che abbiamo approfittato e siamo riusciti grazie al GAL a creare una piccola struttura di accoglienza per questi ragazzi. E allora grazie a Tommaso e grazie a Maurizio. Adesso noi non ci allontaniamo troppo. Allora Claudio è in questo momento sul Parco delle Piccole Dolomiti Vicentine. Vediamo. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccoci nuovamente assieme per la parte conclusiva della nostra trasmissione. Mi sono spostato all'interno delle Piccole Dolomiti Vicentine, questo è il nome del parco. Chiedo conferma a Paolo Asnicar, che è una guida turistica, ma in modo particolare una guida alpina. Dico bene Paolo? Benissimo, io sono una guida alpina e insieme con i miei colleghi collaboriamo per portare persone e turisti in montagna nel parco delle Piccole Dolomiti. Che poi,
tanto piccolo non è. È una bella dimensione. No, l'estensione è molto vasta, arriva fino a Tonezza, poi quasi sull'altopiano di Asiago e abbraccia più valli. Noi conosciamo Recoaro Terme perché è famosa per le terme, chiaramente, però oggi in questo spazio noi vogliamo parlare invece della bellezza che la circonda, la piccola cittadina. Ce la racconti? Certo, qui abbiamo un comprensorio che è praticamente un anfiteatro chiuso dalle Piccole Dolomiti in alto verso nord, dall'altra parte abbiamo il Trentino, però in questa zona qui abbiamo un territorio che ci permette di fare tantissime attività sportive e non. No, vogliamo saperne di più. Attività sportive innanzitutto, che cosa distinguiamo? Allora distinguiamo per le stagioni intanto, quindi cominciamo già con l'estate a fare arrampicate, mountain bike, escursioni con Nordic Walking, escursioni a piedi in montagna, a cavallo e sui sentieri della storia della Grande Guerra. Mentre poi in inverno e nelle stagioni intermedie abbiamo tutto il resto della neve che ci permette di giocare con questo territorio. Senti Paolo, noi ci stiamo per salutare, però vorrei che tu mi dicessi, se dovessi dirmi un posto esatto per cui io assolutamente devo venire qui, che cosa mi indichi? Ma direi il Colle di Santa Giuliana per avere una panoramica a 360 gradi sulle Piccole Dolomiti, sul gruppo del Pasubio. Paolo, grazie di questa bellissima esperienza che ci hai fatto vivere, poco ma importante come sempre il nostro tempo a disposizione. Saluto anche Mimmo Vita che ha condotto con me la trasmissione e il pubblico che ci ha seguiti naturalmente. Ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci.